chiederei a tutti i relatori, quelli che interverranno, se possibile di concentrare gli interventi per dare spazio, siccome abbiamo parecchie testimonianze, in modo che chiudiamo questa manifestazione tutti presenti e diamo la possibilità anche di ulteriori interventi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie, grazie anche per questa opportunità. A me è stato indicato un tema da trattare in maniera molto breve, quello appunto delle impegnative di residenzialità, come prima accennava Bruno Pigozzo. È un tema assolutamente pregnante per le strutture per non autosufficienti, e adesso cerco di indicare i motivi, concludendo anche con alcuni messaggi, alcune idee che portano alla necessità di una ripresa forte di iniziativa nell'ambito regionale. Allora, sostanzialmente le impegnative di residenzialità per non autosufficienti vengono ricodificate, se non nascono, tra il 2006 con DGR, tra il 2006 e il 2007, e viene introdotto il concetto di impegnativa di residenzialità, che aveva sostanzialmente due scopi. Il primo era quello di dare, riconoscere, io dico giustamente, al cittadino e non più alla struttura residenziale il titolo, diciamo così, di possesso della impegnativa, e quindi ponendo alla libertà del cittadino di scegliersi anche la struttura nell'ambito territoriale. Analogamente veniva in termini di programmazione riconosciuta la necessità di un graduale e annuale adeguamento su base di indicatori sociodemografici di quello che è il fabbisogno dei posti letto in ambito regionale. E questa cifra ha oggi il valore, almeno come quello riconosciuto, di circa 28.000 posti letto per non autosufficienti. E mi pare di ricordare che ce ne siano altri 6-7.000 teoricamente, diciamo così, in programmazione da parte della Regione, e che a mio avviso sinceramente non è di questo che si ha bisogno oggi, ma di altre strutture a cui prima si accennava, quindi strutture intermedie e attività, soprattutto lancio forte di attività domiciliare integrata. Lo scopo quindi era quello di avviare, dicevo, un processo di libera scelta del cittadino attraverso un meccanismo di mobilità. Fin qui dicevo nulla da dire. La conseguenza per le strutture è quella certamente dell'avvio ad una logica concorrenziale, e invito ad ottimizzare, soprattutto, che andava interpretata nell'ottimizzare la qualità e l'economia delle prestazioni da parte delle singole strutture. E quindi qui tutto sommato una logica che poteva avere un certo equilibrio. In effetti oggi verifichiamo un caos. Ad oggi è avvenuto un caos. L'aumento graduale di posti letto autorizzati, spesso ai privati tra l'altro, pur indicizzato sui tassi di invecchiamento della popolazione, non ha trovato analoga corrispondenza delle impegnative di residenzialità, né nel valore economico assoluto, né nel numero. E questo avviene da anni ormai. Oggi sono, mi pare di ricordare, circa 23.000 le impegnative di residenzialità, a fronte di 28.000 posti di non autosufficienza coperti. Quindi abbiamo una forchetta di 5.000. Ora, cosa capita dentro i centri servizi in caso di disponibilità di un posto letto? La procedura amministrativa prevista nel rapporto con le unità sanitarie locali sulla base della graduatoria unica stabilita dall'unità sanitaria locale è quella di mettersi di fronte al computer e premere un bottone e aspettare che cosa? Che la USL ti dica se hai per quella richiesta
a fronte della tua graduatoria l'impegnativa di residenzialità o non ce l'hai. E talvolta ti viene detto non c'è impegnativa di residenzialità, non ti viene riconosciuta. Per le ovvie ragioni che dicevo prima, c'è una differenza. E questo a fronte del fatto di aver coinvolto già nell'ambito della struttura la famiglia nel processo di introduzione alla struttura da parte del possibile futuro ospite, e spesso di fronte ovviamente alla non disponibilità della fruizione da parte dell'ospite della impegnativa di residenzialità, c'è il rifiuto alla possibilità di collocare un proprio caro presso una struttura, anche se la scheda SVAMA lo prevederebbe. Il rifiuto, il mantenimento in graduatoria, ma il rifiuto all'accesso per ovvie ragioni economiche che stanno alla famiglia, all'ospite, alla famiglia stessa. E allora la regione che cosa ti dice in quel caso? Puoi utilizzarlo il tuo posto letto, non lasciarlo libero, lo metti sul mercato. Lo metti sul mercato? Sì, anche sulla base della tua graduatoria. E quindi magari il 10° posto, che ha meno necessità di intervento rispetto a quello per il quale tu avevi premuto il bottone presso l'unità sanitaria locale, magari ti dice io ho la disponibilità e dentro mi carico anche della quota sanitaria che oggi non viene riconosciuta dall'unità sanitaria locale, e vuol dire che complessivamente con la quota alberghiera questa famiglia sarebbe disponibile, fortunata lei, a pagare qualcosa come almeno 3.000 euro al mese. Vi pare questo un sistema di diritto? Siamo in un regime di diritto? A me pare proprio di no. Allora, questo è un elemento che è politico e morale contestualmente e che fa rivoltare lo stomaco a chi in strutture come per esempio quella che io presiedo ha uno statuto che eticamente è molto, molto bello, ma molto rigido anche sulla moralità e sul valore e sul significato della mission che questi enti si sono dati. Questa cosa, questo sistema che è governato ragioneristicamente, ma che è poco integrato nell'intelligenza nel muovere queste pedine, ci porta a fare qualche cosa che eticamente non è assolutamente corretto. Non è possibile. Non è possibile. La Regione per contro ti dice anche recentemente, beh, insomma, a chi poi volesse accedere comunque a pagamento, noi possiamo dare 14 euro, per il prossimo anno saranno non più di 5 euro, in ogni caso. Ma questa è un'elemosina che non è possibile accettare. Ripeto, siamo o non siamo in uno Stato di diritto? Poi, se questo non avvenisse, e quindi gli enti mantenessero comunque, e questo è un dato generale, guardate, un certo numero di posti letto sempre vuoti, cioè letti freddi, è chiaro, lo diceva Bruno Pigozzo prima, questo vuol dire che i costi complessivi di gestione incidono maggiormente sulla gestione dell'ente, per minori entrate, e la conseguenza, ovviamente, quasi naturalmente, è quella di una ricaduta negativa relativa all'aumento delle rendite. È un circolo vizioso, è un circolo vizioso. Per contro la Regione chiede a questi enti di diventare sempre più aziende ed è uno sforzo che facciamo quotidianamente. Lo siamo già da anni aziende. Lavoriamo con item di valutazione, lavoriamo con attenzione ai non sprechi. Ma questo meccanismo imposto dalla Regione ci porta al fallimento dell'aziendalizzazione di queste strutture e alla non rispondenza sul piano della necessità del bisogno ad una risposta equa nei confronti dei cittadini. Questo quindi è il limite, io mi fermerei qui. Questo è il limite oggi che noi registriamo sul tema della impegnativa di residenzialità, della non rispondenza e sulla necessità
di riporre mano con forza a questo argomento su un piano di equità. Grazie. Prima testimonianza di per sé già molto significativa. Io coglierei anche un'altra conseguenza di questa situazione, che per tenere controllati i costi, soprattutto del personale, molte case di riposo esternalizzano i servizi e quindi surrettiziamente avviene una privatizzazione di tante IPAB e in ogni caso la speranza è quella di mantenere la qualità degli interventi, perché non vorrei che esternalizzazione alle volte fosse anche sinonimo di minor qualità dei servizi. Siamo partiti dal fondo dell'autosufficienza. Noi abbiamo chiesto per la partita case di riposo impegnative di residenzialità un aumento di 10 milioni. Nella speranza, in ogni caso, e qui guardo anche il presidente delle case di riposo che è presente, Volpe, delle case di riposo dell'Uripa, il presidente dell'Uripa Roberto Volpe, nella speranza in ogni caso che ci sia lo stanziamento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, che quest'anno dovrebbe essere più cospicuo dell'anno scorso, che aiuta le case di riposo, che si traduce in un valore dell'impegnativa maggiore, che si tradurrà, speriamo, in un maggior numero di impegnative. Questo non è successo l'anno scorso, il Fondo dell'Autosufficienza è stato utilizzato anche per altri scopi e quindi anche il lavoro prezioso che i nostri parlamentari, e li ringrazio visto che c'è anche la Margherita Miotto che è arrivata, stanno facendo a livello nazionale per garantire finalmente, dopo una pausa di 3 anni senza Fondo Nazionale della Non Autosufficienza, la ripartenza di questo Fondo dell'Autosufficienza e quindi la ripartizione regione per regione del Fondo dell'Autosufficienza. Ci auguriamo che questo lavoro non venga sprecato, perché l'anno scorso è stato in gran parte sprecato, perché non c'è un governo corretto di questa partita. Vi diceva Bruno Pigozzo, manca la riforma delle IPAB, è dal 2000 che possiamo fare la riforma delle IPAB, dei centri servizi, e non c'è. Che significato diamo a queste strutture? Abbiamo una visione lungimirante oppure resistiamo e addossiamo i costi alle famiglie?